Lo butta giù, lo butta giù. Mi hanno ritirato la patente, ragazzi. Oh, ma come la mantiene? Anche col semitassellato. Oh, se ne è scesa la frizione. Non c'è più. E non la posso fermare. Non mi dire che sei... No. E ragazzi, siamo di nuovo qui da Area 101, stiamo posando il V7. Sì, ce l'abbiamo fatta ad impennarla, adesso devo vedere la reazione di Davide. Oggi mi rubo quella, col semitassellato andiamo a fare enduro. Si vedono video chassi, no? Ti vendo per questo? No, era bella proprio, no? Te metti 09 Era bella proprio, sai che la moto ce fa, mamma mia. binario. Mamma mia, da. Sei impennata? Sì? Di prima, tutta la prima. La seconda in doppio è ancora più semplice. Devi metterla proprio secondo me a candela e non ci ho provato proprio a metterla a candela che sennò grattavo tutto qua dietro. Arrivate giusto qualche Touareg mi dicono. Questa è la... è 80 cavalli, quella ce n'è a 60. ok, ma è lo stesso motore. Sì, solo che questa c'ha l'asse bilanciere che cambia, quindi spinge meglio. Faccio vedere come si fa tutto. Vai. Custom è tolto. ASR staccato, ABS posteriore staccato, quindi la porto in Pure il traction è staccato così. E sta alla massima potenza in custom. Ok. poi le curve le fa solo lei, cioè c'ha una ciclistica sta Questa c'ha il cambio elettronico, no? Ok. La tua è pronta quasi, sto aspettando solo il telaietto della strumentazione. Vai, ragazzi, a breve prenderemo anche l'RS. Se non avete visto il test ride sicuramente sarà già uscito. Vi lascio like qua in alto, ragazzi. RS 660 estrema, tanta roba. Ma veramente mi sono divertito, lo sai, pure con quella sul Vesuvio. Quindi ho detto solo un po' la gomma mi ha deluso, un po' d'equipaggiamento di sé. Meglio quella della Factory che è la corsa. Sì, quella non si muoveva proprio. I clienti consiglio quando vengono a cambiare ruote, consiglio le rosso corsa 2 e non le rosso corsa. No, ma non mi piacciono, non mi hanno dato sicurezza. Let's go! Questa è proprio bella grande, è possente, è anche più possente del V100 e poi c'ha una manopola, cioè non la riesco a stringere tutta. Adesso dobbiamo andare dalla polizia perché mi hanno ritirato la patente, ragazzi. Andiamo bene. Ti voglio far passare, dai, sono buono. Anche se è verde. Come si va per la polizia? Che devo andare a portare la patente. Ho trovato la strada da solo, senza il navigatore. Queste moto Sono moto. in automatico ti portano ad avventurarti e a scoprire strade nuove, vedi? Non abbiamo bisogno del navigatore. Ok. E come slitti? Ragazzi, comunque sospensioni eccezionali. Non senti nulla? L'Africa, vuoi fare un po' di enduro con me? Dai, non farmi impennare tu con l'Africa, che siamo fuori la polizia, poi mi sequestrano per la seconda volta la patente. Si può sequestrare una patente 2 volte, ragazzi? Nello stesso giorno, naturalmente. Cioè, nello stesso periodo. Vabbè, ci siamo capiti. Comunque, io la porterei a fare enduro, perché no? Later. Ragazzi, mi hanno sequestrato la patente, però mi hanno dato il permesso di poter guidare fino a casa, dato che sono venuto in moto a portarla. Hanno detto no, puoi guidare fino a casa tranquillo, poi dopo devi posare la moto perché non hai più la patente. Sto facendo una cosa, non so se la posso fare qui. Vabbè, ormai ci sono dentro. Bella? La apprezzano, ragazzi. A volo! Ragazzi, comunque non mi hanno sequestrato la patente, sono venuto a portare. Ragazzi, comunque non mi hanno sequestrato la patente, sono semplicemente venuto a dare la... Ragazzi, comunque non mi hanno sequestrato la patente, sono venuto direttamente. Fatemo muovere tutto ingrippato! Ragazzi, comunque non mi hanno sequestrato. Cazzarola. Ragazzi, comunque non mi hanno sequestrato la patente, semplicemente sono venuto a dare la dichiarazione di quello che è successo all'incidente, le varie prove e tutto il resto delle cose. Poi voi scoprirete tutto sul canale YouTube a brevissimo, rimanete connessi e anzi ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale, ragazzi, perché siete in tantissimi che state guardando i miei video e tipo l'80% non è iscritta al canale ed è bruttissimo questo. Siete delle cattive persone, quindi andate giù, è gratis, schiacciate il tasto iscriviti e attivate anche la campanellina. Oggi siamo in un cosa vuol dire guidare a Napoli, eccolo, sorpasso pazzo. Secondo me questo in enduro ti diverti, perché poi sulla strada dissestata va un amore, fossi, buche, non senti niente, lo sterzo ampio ti permette di stare veramente comodo, la seduta, ragazzi, è bellissima perché poi sei bloccato anche dalla sella posteriore un po' più alta. Un po' d'ombra, no, io sono sempre al sole. Un manicomio, la gente che ti svolta addosso così. Sono cose da pazzi. Hai visto? Ah no, perché hai il telefono in mano, giustamente. Più importante guardare il telefono?
Con questa moto non mi sento nemmeno tanto criminale, però devo dire la verità. Sono un bravo ragazzo, tranquillo. Però se volessi fare il criminale la moto lo permette tranquillamente. Adesso la mettiamo un po' in mood criminale, dato che siamo anche al centro e non vige nessuna regola stradale. Giusto? No? Non è così? Vediamo un po' come entra in curva col semitassellato. Bella, stabile, pulita. Bella, importante, fatta bene. Questo sta fondendo il motore. Stai cacciando tanto di quel fumo bianco e puzza di guarnizione di testata. Un teneré. Ma tutti gli enduristi poi si affiancano e vogliono tirare. Guarda, non mi saluti nemmeno, vuoi fare il personaggio. E io faccio il personaggio più di te. Ti sorpasso così. Che ti avevo detto, Tommaso? Porco che ti avevo detto. Oppala, ho fatto il sorpasso e ho trovato gli amici di faccia. Il sorpasso dove non si può sorpassare. Oh, di nuovo. Vabbè, ma dai, mi sto infilando nel traffico, non è che non si può sorpassare, lo stanno facendo tutti, vedi, ci sono altri scooter, altra gente che lo fa, quindi ho detto io che non ci sono regole stradali, voi non mi credete. Ok, dove vai? Stava cadendo. Il caos su! Lui con gli occhi chiusi. Ma venitemi addosso, che dite? Nessuno si ferma ai semafori. Sono un optional anche quelli, come le frecce. È come slitti. È molto corta, ragazzi, è cortissima. Io adesso sto avendo modo di scoprirla perché poi l'ho guidata pochissimo. Adesso andiamo a prendere anche il raccordo e lì avremo modo di provarla anche meglio. Puoi gareggiare con me? Io ho il V85 in mano, non ti conviene, eh? Ho una moto che è super potente, perfetta per le alte velocità. Il dare la precedenza è un'idea, fratello. Grande! Che bello, ragazzi, non hanno nulla ma hanno sempre il sorriso. Che bella filosofia di vita, veramente. Quando sei così non ti manca nulla. Il peso è tanto. Mi è sembrato più veloce il V7 sulla velocità di punta, quindi prende un pelino in più in chilometri orari. Però in quanto tempo li raggiungi, questa secondo me è molto più veloce, di peso anche dal fatto che è più pesante, è più grande e anche molto più stabile. Comunque per Napoli veramente è un piacere guidarla. Non senti nessun tipo di fosso, sei comodissimo. Veramente sarei curioso di portarla in enduro, sai, per provare un po' queste sospensioni. Secondo me ci vuole un po' di salitina per impennarla bene. E secondo me anche il semitassellato che non fa grip, vero? Perché di seconda sembra ce l'ha la spinta. No, ma non fa grip il semitassellato perché scivola. A few moments later. Direzione Mergellina, ragazzi, per continuare questa giornata ci è venuto a trovare Tiziano, ragazzo romano che era in visita a Napoli. E giustamente noi non contribuiamo al turismo napoletano, come dice il buon Borrelli, Ogni giorno vengono persone da fuori per vedere Napoli perché gliel'ho raccontata in video, C'è da dire che Moto Guzzi fa delle moto molto comode. Sì, veramente sono comode le Moto Guzzi. Ma non senti un fosso? Vabbè, tu alle buche ci sei abituato, ci sei. Quindi nulla di nuovo. Ma tu volevi la pizza, Perché il rosso è un optional. Oh, non riscalda nemmeno tanto, anche questa, ragazzi, e consuma veramente poco. Che sto a riserva da oggi. E la metterò quando dirà 1 chilometro. Sì. Stai contromano? Sì. Ve lo dico in romano, lo famo tutti. Andiamo a testarlo un po' su via Tasso. Ieri sera col V7 abbiamo grattato un po' gli scarichi. Poco a poco, anche i pedalini. Ah, è giusto girare qua, bravo.
Madò, che bel piacere di guida anche con lei. Bella, devo dire mi ha divertito in queste curve. Peccato che così è tutto lurido e sporco. Com'è? Fra qua veramente puoi apprezzare. Di Napoli. Diciamo che vedi più o meno tutto. Se fossimo andati a Posillipo avresti visto anche un altro po' di... Forse è pure meglio. Sì, di sera tutto illuminato, è spettacolare. È bello quando c'è la golden hour che si crea quella luce arancione, cioè è spettacolare ragazzi. Infatti il motto è... Ma quanto è bella Napoli! Staccatona, lo butta giù, lo butta giù. Oh, ma come la mantiene anche col semitassellato. Oh, se ne è scesa la frizione. Se ne è scesa la frizione. Sì. Oh, Ale, veramente. Guarda qua. Non c'è più. E non la posso fermare. Cioè, sto scalando. Aspetta. Ok. Non mi dire che sei no. Non sei spezzato però. No, fammi vedere. Aspetta. No, non si è spezzato. E che è passato? Mannaggia, che te murte strano. È strano sì. No, non stringe. Cioè io sto provando ad allargarlo. Cioè a tirarmela più fuori, in modo che allungo il filo. Ma io no, il filo non si sta spezzando. Vabbè, ce n'è ancora tantissimo di registro dentro. Può darsi che forse è sbanato il sistemino qua dentro. Ah. Sì. Così. No, ma quella va benissimo, è morbidissima. Penso che secondo me quella però è dipeso da questo. Bob l'aggiusta tutto. Lui è un fermo che non ferma. Come l'ho messa adesso, siamo su una ruota fissi. Sì. Grazie. Che bello quando si fermano ad aiutarvi. Che bello. Per questo dico ragazzi, dovete aiutare sempre per strada, perché poi vi trovate in questa situazione. È bello quando vi si fermano per aiutare. Beh ragazzi, nulla che non si è risolto con una semplice regolazione di frizione. Non so cosa sia successo. Può darsi anche che forse quando l'hanno regolato male, perché adesso non sembra muoversi. E quindi forse se ne è rientrato completamente in una cambiata di marcia più aggressiva. Cioè in una tirata di frizione veloce alla fine, perché poi è aggressiva. Tu una leva devi tirare. È quello che si chiama dare precedenza. Così funziona, sì. Ah, se la fai lavorare sulla frizione di seconda la alzi. Come fanno i brasiliani. Quel gioco che fanno così è comprimerla, boom, e farla esplodere. Capito? Comprimi, e la fai esplodere. No, mi hai smontato. No, penso si sarebbe fermato anche con una moto normale. Ragazzi, ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao. Oh, e non me lo riesco a togliere. No, non l'ho beccato.